Una giornata importante, lei è qui insomma a portare il saluto dell'amministrazione, si parla di cultura, di arte, di scienza. Per un'amministrazione comunale come questa oltretutto è un tema importante, sono temi importanti, temi sentiti. Assolutamente sì, sono temi importanti, sono temi sentiti perché la cultura è la nostra identità, è il nostro passato, è il nostro futuro, ma solo guardando al passato è possibile progettare un futuro migliore e quindi come amministrazione comunale sempre, ma soprattutto in questi anni si è puntato moltissimo sulla cultura, sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico, ma cultura in senso lato, cultura dell'accoglienza e cultura naturalmente è turismo, è tempo libero, è turismo e già da molti anni Genova ha declinato quella che è la sua vocazione turistica, una città dove c'è sempre qualcosa da fare e da vedere, una città dove si organizzano tanti eventi, una città che ha un'idea migliore di un'altra. Una Genova che ogni tanto, insomma lo sappiamo, veniva definita un po' come la torta di riso è finita. Forse la possiamo definitivamente lasciare un po' nel dimenticatoio tutto questo? Assolutamente sì, poi ci abbiamo giocato, scherzato sulla torta. Ci è piaciuto un po' anche. Sì, ma effettivamente ci sono stati anni in cui la gente veniva a Genova e Genova era per prendere un traghetto, una nave, eccetera, si passava e poi c'è stato tutto un percorso che è iniziato molto tempo fa, proprio di presa di consapevolezza appunto che la città doveva diventare una città turistica e poi tutta una serie di interventi anche sulla città, le istituzioni che hanno lavorato tanto per farla diventare tale e adesso veramente i turisti ci passano sui piedi con i trolley, proprio come a Venezia. E io tanto tempo fa dissi che Genova non era, scandalizzando un po', ma lo dissi in tempi non sospetti, che Genova non era seconda a Venezia, a Firenze, è solo diversa. Forse ci doveva credere. Eh sì, la città ci doveva credere, ma adesso ci crede perché vede i risultati e l'indotto che questo porta. Grazie. Grazie. Arrivederci.